Ora che l'acqua si è ritirata e il fango è stato spalato, è il caso di fare il punto della situazione. Cosa significa fare il punto? Cercare di capire come stanno effettivamente le cose. Diciamolo subito, c'è stata tanta fatalità, nel senso che 500 mm di pioggia sono una cosa inusitata in 48 ore. Nel 1966 è stata circa 200, quindi 2 volte e mezza tanto, quindi la causa principale è la pioggia. La pioggia ci ha messo del suo, ma anche noi ci abbiamo messo del nostro. Che cosa? Il Veneto ha un triste primato. Praticamente dal 2000 al 2006 nel Veneto di superficie artificiale, quella coperta, quella urbanizzata, quella cementificata, anche se c'è anche il verde attrezzato in mezzo, è stata più 7,55 contro un 3,4 della media nazionale. Sicché il Veneto oggi ha una superficie coperta, proprio una superficie artificiale, ripeto, cementificata, pari circa all'8,3% contro una media nazionale del 5%. Ogni cittadino veneto ha 309 metri quadrati, diciamo così, cementificati tra virgolette, contro i 248 della media italiana. È tanto proprio perché con questi numeri la cosa si può ripetere, specie se non si ha la cultura per evitare che succeda ancora, non si ha la sensibilità per evitare che succeda ancora. E cosa bisogna fare? Bisogna investire di più, bisogna fare più attenzione all'equilibrio idrogeologico, perché questo equilibrio idrogeologico è la prima infrastruttura di cui il Veneto ha bisogno, prima ancora delle strade, prima ancora della ferrovia, prima ancora della banda larga, ha bisogno di questo equilibrio per il suo futuro, per le sue aziende, per chi ci abita. E allora cosa bisogna fare? Bisogna investire di più. Ripeto che è la regione che ha in mano questo tema dell'equilibrio idrogeologico, dell'ambiente, del sistema idrico, stia più attenta, investa di più e non faccia come ha tentato di fare in questo frangente, che in sede di assestamento di bilancio presentava qualcosa come quasi 6 milioni in meno per queste spese. Ci vuole più attenzione, ci vuole più cultura su questo perché la cosa non si ripeta. I buonismi non servono, evitare le polemiche va bene in questo momento difficile, ma purché questo non faccia dimenticare che nel futuro può succedere ancora.